Ve ne metto un altro. Ve ne metto un altro che arriva invece da Mosca, dalla Russia, ed è fatto da un artista che si chiama Roma Zuckerman. Ok. Questo lo lascio mettere a te, Andrea. Yes. Sei già al lato? Sì, puoi mettere quello che vuoi perché sono tutte fantastiche come tracce queste. E questo qui è un artista che io ho scoperto quando è uscito su Trip, l'etichetta di Nina Kravitz. Ha fatto un album, un EP mondiale. E ho detto, ma chi è questo? Poi ho detto Roma, ma chi è? Una ragazza? Non capivo, pensavo fosse una ragazza, a dire la verità. Sì, chiama quella roba là. Sì. Ma non lo era, è un ragazzo di Londra, scusate, non di Mosca, della Siberia. Tra l'altro nella città più grande della Siberia, che è un centro nodale, no? Per la Transiberiana, Okay, sì. più grande produttore di alluminio della Russia, ed è un genio musicalmente a mio avviso, e questo è l'ultimo album che ha fatto. Io ho avuto il piacere poi di essere invitato a partecipare invece con le mie produzioni, perché io produco anche musica, e questo è il terzo anno ormai che ho la fortuna di poter contribuire a uno dei suoi progetti con dei pezzi della mia serie personale Canvas, che è una serie che io faccio di musica elettronica suonata dal vivo, ok? E abitualmente in un take unico, la suono dal vivo e quello che viene registrato. Figo, Yeah, bello. c'è un polish in finale, abitualmente sono tutti suoni miei, sound design fatto da me, quindi non ci sono campioni o samples, e lo trovate sulla compilation Why You Pushin' di Roma Zuckerman, è available anche on Bandcamp if you want. Questo invece è il suo ultimo disco, ve ne faccio sentire una traccia brevemente, giusto per darvi un po' così un contesto dell'artista di cui stiamo parlando. Io ho scelto il lato questo qui con la stampa della faccina. Hai fatto benissimo. Prima traccia. There you go, play. Слушай, Миша, а ты не хочешь съездить завтра на упаковку видеть? Ну, на упаковку, короче, не бей меня, а медицинского оборудования. Оно там не тяжелое, но его типа нужно аккуратно упаковать, мне так объясни. А что там будем делать? Прикольно. Где это будет? Ну ладно, чё. Это. Полшестого. А мы доедем, ты знаешь, где это? Bella, no? A big surprise. Yes, it is. Perché proprio questo è io vi incoraggio ad andare ad ascoltarvi questo c'è anche in digitale. Lo lascio in sottofondo. Lascialo pure in sottofondo. È veramente un qualcosa che ti trasporta rispettando le regole di composizione, ma a degli estremi che it pushes the limit. È molto bello perché a livello creativo ti fa proprio capire quanto non ci siano delle regole che non si possono rompere in modo creativo. E questo secondo me è la genialità di Roma Zuckerman. Assolutamente, anche perché è stato un bellissimo change, perché Yeah, finora sono of stati course. dischi tutti super chill, super tranquilli. Sì, io questo poi in linea Vai. con lo show che facciamo a XYZ ogni mese, che si chiama Da 0 a 100, no? Zero to 100, ok, nel quale partiamo da Mellow Vibes e poi andiamo su. Comunque ecco, questa è una cosa un po' particolare che devo dire, insomma, ecco, non tanti conoscono, ma che sono sempre felice di condividere.